Amici del canale RCM, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. E lo facciamo con una grande artista che parteciperà alla serata del Teatro Udinì fra un paio di giorni. Vi presento Natascia Capurro. Ciao Natascia! Ciao Maurizio, buongiorno a tutti. Buongiorno carissima, ma che bello vederti e poi non vedo l'ora di conoscerti di persona. Ecco, come è iniziata la tua carriera artistica? Allora, la mia carriera artistica, diciamo, come tutte le grandi passioni, non ha una vera propria data di inizio, nel senso che comunque quando si ha una passione come quella della musica è già interiorizzata in noi e quindi già prima della nascita, secondo me. Certo. E poi naturalmente, ecco, volendo stare un po' più, essere un po' più concreti, chiaramente è nata che la musica mi ha trovato perché comunque io ho iniziato, come dire, la mia vita professionale indirizzandomi verso altri lidi che erano quello dei servizi sociali. Ecco. Ehm, e attualmente invece poi ho fatto un'altra scelta, che è quella appunto di insegnare nella scuola primaria con i bimbi, Ma che quindi questo mi bello. consente di avere un po' più di tempo e quindi posso dedicarmi finalmente alla mia grande passione che è la musica. Non ti conosco, ma vedo già che sei una bella persona e ti ringrazio veramente immensamente che canterai per questa serata, per la ricostruzione del mio studio della RCM. Veramente grazie di cuore. Natascia, ecco, poi hai fatto anche qualche concorso, mi pare, nella tua storia, perché io stavo leggendo un pochettino il tuo excursus. Allora, non è un vero e proprio concorso, diciamo, canoro, più che altro ho partecipato a delle masterclass. Ecco. Una di queste appunto è stato un incontro molto importante con la vocal coach americana Cheryl Porter, Eh, che comunque, come dire, ho trovato in qualche modo la mia linea da seguire, perché bello. comunque lei è una persona, oltre ad essere quindi una grande professionista, come dico, mi piace proprio definirla, è proprio una grande anima questa donna. Quindi è Ho stata iniziato molto questo importante. master, appunto. È stata molto importante per te, Esattamente. sì. Natascia, io ti invito, quando passerà un pochettino questo marasma, a una puntata di Disco Note, mi farebbe tanto, tanto piacere averti personalmente. Certamente, no, non mancherò. Adesso sto portando avanti un progetto di musica swing con Ecco, il progetto Natasha Capurro Gold Pink Band. A giorni insomma, parteciperemo all'edizione di quest'anno delle festival di danza, quindi qui a Carbonia il 22 marzo, quindi insomma una data abbastanza importante anche certo. sia per noi, e poi comunque è una bella realtà, ecco, come dire. E poi logicamente non dimentichiamoci il 14, quindi questo venerdì saremo presenti con altri artisti, Al appunto Teatro Udinì. al Teatro Udini. Bello, bello veramente e sono contento di questo collegamento con te. Ti ringrazio immensamente. Se puoi dare un messaggio ai giovani, io chiudo sempre le mie trasmissioni dando un messaggio ai giovani che vogliono incominciare a intraprendere insomma un po' il mondo della musica. Di credere nei propri sogni, di farlo con grande passione, senza avere aspettative. Ecco, vivere alla giornata, e quindi con grande passione e dedizione. Grazie Natascia, in bocca al lupo per tutti i tuoi Grazie a progetti te. e ci vediamo prestissimo. Ciao! Ciao.